La pittura cinese, proponendosi l'agire, ossia il ritmo interiore, come illustrato nel documentario sulla città proibita, si svolge in rotoli su lunghe strisce di carta, spesso usando solo inchiostro di china, più o meno diluito, giocando su infinite sfumature. Chi così dipinge deve avere un agile ed abile movimento del braccio e della mano. Non sono consentite correzioni né pentimenti. Il rito ricorda quello della scrittura, il segno tracciato che rimane. Non vi è trionfo per la figura umana, né esigenza di un punto centrale o di una prospettiva. Il punto di vista è viaggiante, come in sequenze cinematografiche, come vede il mondo un viaggiatore attento al paesaggio, perché questo è l'oggetto principale dell'interesse dell'artista cinese. Le montagne di sfondo, uccelli sospesi nell'aria, alberi, laghi, canne di bambù. Rari i personaggi, per lo più anonimi, dipinti nel loro agire, nel ruolo attivo nella società. Uno scrittore del V secolo chiamato Xi Ho, nel suo Ku Hua Ping Lu, ha fissato i canoni a cui i pittori cinesi si sono per secoli attenuti. 1. Vibrazione di spirito e movimento di vita, perché questo è respiro vitale e l'opera è riuscita se riesce a fissarlo con il pennello. 2. Metodo degli ossi, ossia l'uso del pennello con vigore, energia, nervo. 3. Dare somiglianza, non realismo e mai astrazione. 4. Applicare i colori moderatamente. 5. Curare la composizione, le posizioni, l'equilibrio. 6. Trasmettere e rispettare le tradizioni delle pitture antiche. Iniziamo dalla dinastia Han, attorno al 220 a.C. Sono opere funerarie provenienti da Luoyang, ora a Boston. Nelle figure dei cavalli e delle anatre avvertiamo la ripetitività, nonché il tratto deciso dell'artista. In abiti cerimoniali si incontrano dignitari di corte. L'opera risale al periodo delle 6 dinastie, ossia tra il 206 a.C. ed il 220 d.C. Questo rotolo contiene i consigli della precettrice alle dame di corte. L'imperatore è capace di difendere le sue donne da ogni assalto se queste hanno dato prova di grazia e di docilità. L'operosità coinvolge tutti, persino nell'ora di pranzo. Nell'epoca Tang, che segna uno dei momenti più gloriosi della espansione cinese, Chen Hung era pittore ufficiale, un artista raffinato nel rappresentare funzionari civili. Delizioso è l'avanzare delle due dame, paiono scivolare sulla seta all'interno di un palazzo ove regna la serenità e la grazia operosa.
Gli imperatori Yen Li Pen manifestano calma e dignità. La loro espressione è differenziata con acutezza e le vesti pendono con naturalezza dai loro corpi massicci. Tra i consigli della saggia protettrice vi è l'arte di servire il tè e dopo il bagno di profumare il corpo leggiadro. I cinesi hanno sempre attribuito al cavallo virtù di potente dinamismo, terribili strumenti di battaglia. Chi li illustrò con vigore e tensione fu Han Kang. Celebre è quello scalpitante, attaccato al palo. Del periodo delle 6 dinastie è il dipinto su seta con cervi e cerbiatti in un bosco in fiore di straordinaria, realistica pace bucolica. Fan Quan, e siamo nella dinastia Song, ossia tra il 990 e il 1030, ritiratosi a vivere sulle montagne del Qingnan, ebbe modo di studiarne il paesaggio, lasciandoci immagini della natura della Cina settentrionale. Aveva un grande senso della forma e della massa e merita il titolo di maestro delle altezze e degli sfondi. Huizong su seta dipinge un uccello appollaiato dai molti colori, isolato, in equilibrio, su un ramo striminzito e rigido, in contrasto con la pienezza leggera del corpo piumato. Anche Li Tang fu paesaggista eccellente, tuttavia egli include anche personaggi spesso sgraziati in contrasto con la delicatezza degli sfondi, delicatezza di stesura del colore, di sfumature di tonalità sempre più tenui, che consentono una visione di monti ed acque immersi in una luce soffusa dalle brume, composizioni di ineguagliabile poetica ed abilità tecnica. L'artista è Tong Yang. Ya Kuei accentua la sfumatura delle atmosfere con tocchi sottili e con pallide nebbie lascia intuire ciò che scorre nel grande fiume della vita, in armonia con ciò che resta, i punti solidi, essenziali, la roccia, l'albero secolare. Mi Fei trasforma un albero in un drago, simbolo di fertilità, e questo in un dettaglio del rotolo dei 9 draghi, oggi anch'esso a Boston. Sotto il regno dei Sung del nord, il bambù diventa protagonista, pianta flessibile, facile a crescere in abbondanza, potenziale lancia micidiale, venne celebrata da Li Kang della dinastia Yuan e da Wu Chen. Le due donne in riflessione silenziosa in riva al mare sono opera di Chang Wu. Un ritorno alle scene di corte e alla vita quotidiana che Tang Jin, durante la dinastia Ming, prosegue con la donna addormentata su una foglia, sospesa in una monocromia fiabesca. Tra il 1368 e il 1644 imperano i Ming
e l'artista è comandato a rappresentare una donna anziana, figura in primo piano, di inaspettato realismo che contrasta con il geranio in fiore e la giovane in piedi alle di lei spalle. Di pacata serenità apparente è l'incredibile viso dall'espressione attenta, indagatrice, potente. Ci piace concludere con due figure icastiche, due figure femminili che hanno la forza del contrasto tra l'estensione monocromatica degli abiti con il candore dei volti. Icone rispetto al dipinto dell'imperatrice o forse la moglie di uno dei nuovi ricchi della dinastia Qing, avvolta in un profluvio di falsa grandezza esteriore.